Per artisti. Lei è artista. Lei è artista. Se fosse un artista femmina sarebbe anche Ma magari che c'entra? piacevole. Ci si faccia Ho capito, però per me sarebbe meglio. Vuol far vedere... Sì, volevo far vedere la canzone prossima, se lei la inizia. Un oggetto per amiche. Un oggetto per amiche, e ci ho fatto addirittura il CD, il titolo del CD è proprio sull'oggetto per amica. Cioè l'oggetto per amica, quando noi vediamo, non so, una ragazza su un cubo, balla, la guardiamo come un oggetto, no? Molta gente dice, ma che bello oggetto che è. Benissimo. Però non pensiamo mai, ma la prende per oggetto, quando uno non la valuta, non dà un valore all'anima, al sentimento della persona, è un oggetto, no? Quindi secondo me è così. Questa canzone alla fine però dirà, Giulia piange e non la senti, questi sono sentimenti, forse in fondo al suo cuore cerca solo un po' d'amore, un po' di tenerezza, anche solo una carezza, come quando era bambina e non stava là in vetrina. Questa è la mia composizione, naturalmente, è testo e musica, per dare quello che può essere il sentimento vero di una donna, va valutato per quello che è dentro di sé. Magari deve fare questa vita per quale continuare, per mantenere un bambino, eccetera. Non conoscendo i sentimenti, è uscita questa canzone. E spero piaccia, Un oggetto per amica è la canzone che farò. Giulia, sei carina, potremmo metterla in vetrina, tutti la potranno vedere, certo, ha un bel sedere. Tu non la potrai toccare, la puoi solo desiderare. Le potresti fare anche il filo, ma forse costa troppo il chilo. Potrebbe essere tua sorella, ma questa è ancora più bella. La puoi vedere anche di sera, dall'autunno alla primavera. Quando poi sarà sciupata, sarà presto rimpiazzata, così tu potrai vedere tutti i giorni un bel sedere. Così con uno sguardo avrai raggiunto il tuo traguardo. Lei non ha sentimenti, ma soltanto dei bei denti. Le labbra un po' carnose hanno il colore delle rose. Lei non può certo parlare, ti potrebbe disturbare, può solo stare in vetrina oppure fare la velina. Giulia piange e non lo senti, questi sono sentimenti. Forse in fondo al suo cuore cerca solo un po' d'amore, un po' di tenerezza, anche solo una carezza, come quando era bambina e non stava là in vetrina. Piange e non lo senti, questi sono sentimenti, forse in fondo al suo cuore cerca solo un po' d'amore, un po' di tenerezza, anche solo una carezza, come quando era bambina e non stava là in vetrina.
sotto il cielo di Lombardia.